Allora, buonasera a tutti. Quello che vado a presentarvi oggi è appunto il progetto di questa Progressive Web App denominata Veneto Around Me. Allora, partiamo un po' dalle premesse di quella che hanno portato alla definizione di questa progettualità. Allora, la premessa fondamentale è il piano strategico del turismo del Veneto 2018-2020, che è stato approvato appunto in Consiglio regionale con una delibera del gennaio 2019 che ha individuato 6 assi tematici. Quello che a noi interessa principalmente in questa occasione è il terzo asse, che è quello dedicato appunto al turismo digitale. La Giunta regionale, quindi successivamente con una delibera dell'aprile 2020, ha individuato quelle che sono le ulteriori azioni di attuazione del programma regionale del turismo per la regione Veneto e sono state quindi orientate a completare e a sviluppare ulteriormente quelle che erano le scelte di carattere strategico approvate e avviate con il PTA del 2019. Quindi l'obiettivo fondamentale che si è posta la Regione Veneto è stata quella di dare attuazione ad alcune di queste azioni di lancio ad alto valore strategico. Tra queste azioni avviate nel 2019, quella diretta al potenziamento e alla diffusione del DMS regionale. Se nel corso del 2019 le azioni poste in essere sono state legate ad iniziative a favorire il più ampio utilizzo del DMS, quindi attraverso da parte dei soggetti del sistema turistico veneto, attraverso delle attività di promozione della piattaforma stessa e valorizzazione delle buone pratiche, le abbiamo viste presentate nel Digital Tourism dello scorso anno. Nel 2020 si è proseguito in quella che è stata l'attività di implementazione e diffusione del DMS, quindi utilizzato da 84 uffici turistici del Veneto, diversi club di prodotto, dalle destinazioni turistiche, cercando di andare a favorire l'impiego non solo per quello che sono le funzionalità legate agli eventi, ai punti di interesse piuttosto che alle brochure, ma favorendo sempre più un utilizzo delle funzionalità di booking e dynamic packaging. Quindi da qui una slide diciamo un po' riassuntiva, già chi mi ha preceduto ha parlato appunto di quello che è il DMS, è l'acronimo di Destination Management System, quindi è il software che gestisce in modo integrato tutte le informazioni, le risorse e i servizi della destinazione turistica e serve alla destinazione per attuare quelle che sono le sue politiche di informazione, di accoglienza, di promozione, di commercializzazione. Quindi andiamo dalla informazione legata al caricamento, alla cura dei dati, alla accoglienza e quindi all'utilizzo di questi dati, alla promozione e quindi la distribuzione del dato, alla commercializzazione e quindi alla sua valorizzazione. Attraverso appunto un'automatizzazione di tutti quelli che sono i processi e le attività delle organizzazioni turistiche. Vi riporto qui nella slide quelli che sono i principali attori coinvolti nell'utilizzo e nel governo del sistema. Regione Veneto è presente non solo come direzione turismo, ma anche come direzione cultura. Lo stesso sito, portale della cultura, si alimenta per la sezione eventi dal DMS e lo stesso l'app Cultura Veneto. Abbiamo operative 13 organizzazioni di gestione della destinazione su 16, 84 uffici informazione e accoglienza turistica, abbiamo formato oltre 300 operatori di IAT, abbiamo 13 consorzi di imprese turistiche, 21 marchi d'area e sottoambiti di destinazione, i 12 club di prodotto su 18, le 7 strade del vino e, come ho detto prima, gli uffici cultura delle province. Sono tutti numeri per far capire il fenomeno DMS come è radicato nel territorio e per far capire quindi come il DMS Veneto sia un unico sistema che mette in rete tutti questi soggetti, un unico sistema che ha al proprio interno una molteplicità di contenuti. Anche qui alcuni numeri dagli eventi e le manifestazioni attualmente presenti in piattaforma, oltre 55.000
alle brochure oltre 500, punti di interesse di itinerari oltre 4.000, i fornitori dei servizi alloggio oltre 9.000, dei servizi aggiuntivi sono circa 200, e poi gli ultimi due numeri su cui le destinazioni continuano a lavorare e sui quali appunto vedremo sempre più aumentare questi numeri, quindi dai prodotti camere configurati oltre 1.300 alle esperienze e servizi configurati oltre 300. Quindi un sistema unico, nel senso di sistema non solo come software gestionale, ma proprio come sistema, come network di relazioni, cioè come strumento per la gestione e il coordinamento, che devono però essere coerenti con quella che è la vision che la destinazione stessa si è data. Quindi oggi più che mai il turismo è da considerarsi come gestione appunto dal lato della comunicazione, ma anche dall'attrattività, ma dal lato anche della stessa competitività delle destinazioni. Prima ho parlato di funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione. Passiamo quindi, abbiamo visto i numeri che riguardano il lato informativo e quindi l'utilizzo del dato e la possibilità di distribuire questo dato. DMS ad oggi ha oltre 150 integrazioni attive. Cosa vuol dire? Che il dato che l'operatore va a caricare nel DMS emerge online in quelle che sono i siti di destinazione, i siti istituzionali, i siti tematici, e quindi ha diversi livelli, non solo da un livello locale per arrivare a un livello regionale più alto, quindi passando per il subambito, per la destinazione, ma anche a livello trasversale, quindi concependo, diciamo, da un punto di vista di tematismi, penso a un bike piuttosto che al wedding o all'enogastronomia. Allo stato attuale sono oltre 150 le integrazioni attive mediante interfaccia TOSC. Cosa significa questo termine? Tourist Online Service Concentrator, non è altro che una sorta di, diciamo così, sito gratuito che viene dato alle destinazioni, e le destinazioni non devono fare altro che mettere la cornice che riguarda la destinazione, quindi andare a personalizzare con l'header, con il footer. Questa è la versione appunto di interfaccia grafica che viene offerta a tutte le destinazioni, salvo poi eventualmente adottare soluzioni web service, quindi andare a pescare sempre il dato dal DMS e visualizzarlo online con quelle che sono proprio le modalità del sito ospitante. Quindi le principali funzionalità di un DMS consistono nella gestione di tutti i servizi turistici in un unico database e di conseguenza la connessione di quest'ultimo con i principali canali di distribuzione delle informazioni e di commercializzazione dei prodotti turistici. Da qui allora, viste le premesse diciamo così, normative, per essere poi passati a quella che è la fonte principale, il DMS, si arriva a un progetto che è un'esigenza nata dagli stessi tavoli del piano strategico, una necessità che era quella di valorizzare ulteriormente questo strumento e quindi mettere altresì a disposizione delle destinazioni uno strumento, o per meglio dire un'app, ma non un'app, diciamo così, un'app di nuova generazione. Sta poi alle destinazioni sfruttarne al meglio le potenzialità. Prima si parlava di mettiamo a disposizione gli strumenti e incentiviamo l'uso. Ecco, l'app è proprio questo. Regione Veneto mette a disposizione uno strumento, sta alle destinazioni coglierne le potenzialità e incentivarne e a noi favorire appunto l'utilizzo dello stesso. Veneto Around Me, lo dice anche il nome, Around Me opera in una logica di fruizione dei contenuti in destination, cioè ciò che sta attorno a me.
non è il sito Veneto EU in cui io sono in Germania e guardo il Veneto e cerco la mia destinazione, ma sono già in Veneto. In che luogo del Veneto lo preciso nell'app e l'app mi risponde dandomi tutto ciò che mi circonda, dagli eventi, vedremo, ai punti di interesse per arrivare poi all'ospitalità e alle esperienze. Quindi l'obiettivo che si è data Regione Veneto è stato quello di promuovere anche una visione innovativa e diffusa di accoglienza turistica, andare ad assistere l'ospite durante il suo soggiorno, non solo attraverso quella che è l'attività svolta dagli uffici informazione turistica, ma andare ad assistere l'ospite ovunque egli si trovi in Veneto. Ecco perché è stata progettata questa Progressive Web App che va ad integrare quindi contenuti, servizi e funzionalità del DMS. È in grado quindi un'app che è quindi in grado di dare evidenza immediata ai dati inseriti in DMS, di amplificare quello che è lo strumento DMS, ma di fungere anche da incentivo all'aggiornamento, perché l'app stessa si alimenta grazie ai contenuti che la destinazione va a caricare, va ad implementare nella piattaforma. Non è un'app già costruita nei suoi contenuti, è un'app che ha bisogno della collaborazione delle destinazioni per sfruttare al massimo le sue potenzialità. E quindi anche qui l'importanza, come c'è la rete IAT, di creare una rete tra operatori e di essere stimolo ad una più efficace operatività tra gli stessi. L'ufficio IAT sa che quando utilizza DMS va a implementare contenuti, estrarre contenuti che riguardano la sua destinazione, ma l'ufficio IAT è anche in grado, grazie all'utilizzo dell'unica piattaforma, di ottenere risposte sui contenuti che le altre destinazioni hanno inserito e quindi in una logica di interoperabilità. Ecco, allora il progetto di un'app, ma non di un'app, abbiamo detto, normale o classica, ma una progressive web app. Cosa significa questo? Allora, innanzitutto l'ottica mobile first. L'abbiamo già detto in tanti, il web del futuro è orientato verso il mobile. Dai siti responsive, ottimizzati quindi per garantire la navigazione da smartphone e tablet, il passaggio successivo è quello delle progressive web app. Progressive significa un'app che è pensata per tutti, quindi indipendentemente dal browser utilizzato, è in un'unica versione. Io non vado a progettare un'app per il sistema Android o per il sistema iOS o Windows, ma faccio un'unica app e quindi non è un'app a cui è di facile installazione perché io non devo fare riferimento ad alcuno store, ma vado semplicemente nel momento in cui sono in loco, diciamo, mi viene suggerito quello che è il link, vado quindi ad accedere attraverso il link che mi viene segnalato e poi andrò a salvarmelo tra i miei preferiti, piuttosto che in home del mio schermo, del mio smartphone. Si creerà quindi quella che è l'icona, proprio come le app native, e io potrò consultarla in mobilità. È un'app che ha poi un ulteriore vantaggio, cioè quello di avere degli aggiornamenti che arrivano dal web, dal DMS, continuamente. Io non ho bisogno di effettuare alcun download ogni volta, non ho bisogno di fare aggiornamenti periodici e quindi tutto questo mi permette di dare al turista uno strumento anche più facile da utilizzare e di avere poi anche il fatto stesso di ragionare attraverso una logica around me, di avere maggiori livelli di coinvolgimento con un miglioramento di quella che è la user experience. Dal momento in cui io linko, accedo al link della mia app, mi viene subito chiesto mi viene chiesto di acconsentire affinché si acceda alla posizione corrente. È la georeferenziazione, quindi conosco la posizione geografica dell'utente, previo consenso ovviamente, e questo determina una serie di vantaggi
in termini di fruizione stessa dei contenuti. Quindi abbiamo visto gli obiettivi di Regione Veneto, il motivo di una Progressive Web App e quello che arriva, che ne risulta, è il progetto di Veneto Around Me, una Progressive Web App per accompagnarti sul territorio di Regione Veneto. Quindi una Progressive Web App che è informativa e dà valore a tutti i contenuti aggiornati da chi utilizza DMS, che è stato formato e che è la competenza, la professionalità all'interno della specifica destinazione. Quindi contenuti che riguardano eventi, che riguardano luoghi, che riguardano le strutture ricettive e le esperienze della destinazione già presenti all'interno di DMS. È un'app evolutiva. Cosa significa? Al termine della mia presentazione vi farò vedere quello che è il test, la demo, diciamo così, di presentazione dell'app stessa, per la quale non abbiamo ancora il go live, no? Però, come diceva prima Marcello Squicciarini, viene dato lo strumento affinché l'orchestra poi possa suonare. Ecco, allora qui abbiamo uno strumento che viene dato e che però nel tempo può evolvere. Può evolvere secondo quella che è la logica propulsiva che le destinazioni stesse percepiscono. E quindi si può estendere ad altri contenuti, si può performare ulteriormente. È uno strumento poi flessibile perché è uno strumento di fruizione diretta, on location, come abbiamo detto prima, quindi questa è la sua unicità, ma è anche la sua caratteristica di essere uno strumento complementare, perché è sempre a portata di mano e perché può essere utilizzato con altre forme di accoglienza che ci sono nel territorio. La logica appunto è quella around me. Ho detto prima, sono in Veneto, in che luogo mi trovo, cosa c'è intorno a me? La around me risponde a questo. Quindi valorizza l'esperienza dell'ospite nella destinazione, rimodulando i contenuti offerti dal sistema integrato di MS Veneto per il periodo del soggiorno, con lo strumento a lui più comodo, sia esso uno smartphone, sia un tablet o sia un PC. Qui vi riporto quella che è l'attuale architettura dell'app. Sia chiaro, però qui siamo partiti da una fase iniziale. Si stanno già pensando, si sta già lavorando a quelle che sono le evoluzioni dell'app stessa. Attendiamo la risposta però delle destinazioni. Sono le destinazioni che ci devono collaborare con noi per arricchire di contenuti e arricchire ulteriormente la forza di quest'app. L'architettura che vado rapidamente a presentare è quella da eravamo ad analizzare quella che è l'architettura dell'app Veneto Around Me, quindi dalle diverse pagine, diciamo così, aggregatori, quindi dai luoghi abbiamo visto agli eventi, quindi aggregatore di tutti gli eventi e gli eventi fruibili posizionati in ordine ovviamente dagli eventi in corso agli eventi in arrivo, la suddivisione, la possibilità di consultazione per tematismi e altro elemento che mi preme sottolineare è quello del fatto che si tratti di una pagina costruita modularmente. Cosa significa questo? Significa, chiedo scusa, una pagina che va a valorizzare i contenuti presenti, cioè in DMS, cioè sono attivati moduli per i quali sono valorizzati i campi del DMS e sono visualizzate solo le informazioni che sono presenti. Quindi da eventi a luoghi a ospitalità, e quindi ove è disponibile il dato dal DMS è attivato anche il modulo verifica disponibilità, quindi impostata come marketplace in cui la responsabilità ricade direttamente sulle singole organizzazioni, quindi i negozi, per le funzioni di Booking Dynamic Packaging, oltre poi ad essere integrata con quella che è l'OpenStreetMap e il Virtual Tour con puntamento su Google Street View. Lo stesso per quanto riguarda le esperienze, quindi la possibilità Around Me di scoprire le offerte, le attività e le esperienze da vivere in Veneto, la scheda di dettaglio dell'esperienza, anche qui ove attivato il modulo verifica disponibilità, con la possibilità di prenotare direttamente, impostata anche qui sempre con la logica del negozio. E la mappa interattiva
la mappa interattiva dove appunto è possibile consultare i contenuti che abbiamo visto prima utilizzando appunto la mappa, quindi a seconda del livello di zoom della mappa l'applicativo interviene accorpando i diversi marker in un unico cluster e poi ovviamente zoomando io vado a focalizzarmi in quello che è il mio interesse. Concludo qui, vi faccio vedere quella che è una demo dell'app. Allora, questa qui è una pagina, diciamo, demo realizzata per l'occasione. Stiamo ovviamente lavorando ancora e sono ovviamente in progetto ulteriori evolutive. Adesso io purtroppo avevo già fatto l'accesso e di conseguenza non si è visto il primo passaggio, che è quello corrispondente alla richiesta di autorizzare a georeferenziare, e di conseguenza in automatico la logica è quella di intorno a me. Intorno a me nel raggio di, io posso cercare nel raggio, sono in questo territorio, vado a cercare nel raggio di, definisco io quello che è il mio raggio di interesse e quindi vado a visualizzare quelli che sono i contenuti a disposizione. Adesso qui ovviamente io vedo quello che c'è qui vicino a casa mia. Io abito tra Padova e le Terme, i Colli Euganei, e vedo Villa Emo Capodivista, che mi sembra sia stata, di cui si sia parlato anche prima, sia stata presa ad Gettonatissima esempio. oggi, cioè questa villa ci sta perseguitando da qualche ora adesso. Io intanto sono, effettivamente è proprio vicino a casa mia e quindi a questo punto sono curiosissimo, cioè la voglio visitare a tutti i costi. io è proprio qui vicino a casa mia, anzi suggerisco di visitarla, a parte quindi quella che è la gallery immagini, quindi le immagini che sono presenti in DMS, ma partono anche tutte quelle che sono le informazioni che sono caricate appunto dagli IAT, partono quelli che sono visualizzabili e consultabili i contatti, i collegamenti con il sito stesso, la mappa, e quindi dicevo prima la possibilità di portarmi qui, arrivare a destinazione, quindi configurare l'itinerario, ma anche fare un virtual tour e quindi vedere effettivamente il luogo vicino a me. Sotto nell'app ci sono poi comunque gli altri menu e quindi la possibilità di cercare per luoghi, di cercare per eventi, di cercare per quella che è l'ospitalità. A scorrimento abbiamo una serie appunto di punti di interesse che possono interessarmi quando sono in location. Ad esempio, io vedo vicino a me il museo di Villa Bassi, quindi interessata posso entrare e vedere, diciamo, adesso ho premuto un'altra cosa, ma andare a verificare, diciamo così, e approfondire quello che è il mio punto di interesse. Abbiamo parlato di punti di interesse, parliamo anche di eventi che ci possono essere, quindi di suggerimenti di eventi attorno a me. Allora io qui vicino ho ad esempio la possibilità a soli 3 km di distanza di andare a vedermi la mostra, oppure di 4 km di andare a vedere l'altra mostra che c'è al Museo della Maschera, quindi delle card di anteprima con immagine, distanza dal mio punto e le date. Abbiamo parlato appunto anche di un menu sempre presente nella mia app, è un menu che appunto permette la consultazione da mappa di luoghi, anche di eventi, di ospitalità, ma anche di esperienze. Allora, se io cerco le esperienze, adesso magari tanto per non essere sempre, faccio finta con il teletrasporto di andare ad esempio in Valpolicella, abbiamo parlato questa mattina con Visit Verona, quindi faccio finta di essere lì, di guardare cosa posso fare in Valpolicella. Ecco allora che mi appaiono tutte quelle che sono le esperienze che Strada del Vino Valpolicella ha inserito, e quindi io vado a scegliere, sono ovviamente a tot chilometri di distanza, posso essere interessata ad andare a fare la basic cooking lesson o posso essere interessata ad andare a fare la degustazione con visita guidata. Vado a fare la cooking lesson, ulteriori informazioni, anche qui stiamo parlando di contenuti che visualizziamo, ma in DMS
c'è la possibilità di accedere a ulteriori contenuti che vanno ulteriormente a definire l'esperienza, quindi sono tutte evoluzioni in essere della stessa app, ma posso anche passare proprio a quella che è una verifica della disponibilità. Adesso ovviamente vengo mandato a quella che è il negozio e quindi, come abbiamo detto prima, in una logica di andare a fare l'acquisto in quello che è il negozio specifico di Strada del Vino Valpolicella. Non so se si è aperta e si vede, quindi sono nella pagina della mia esperienza di cooking, vado a scegliere e a prenotare, diciamo così, selezionando le mie date per andare poi ad effettuare proprio la prenotazione. Ovvio qui entrano in gioco anche quelle di cui parlava Marcello Spicciarini, delle logiche commerciali, e quindi il compito nostro è anche quello di andare ad assistere le destinazioni in queste che sono le evoluzioni che l'app permette, ma che ovviamente ci possono essere se la destinazione è pronta in questo senso, quindi è pronta a andare oltre quello che è il solo lato informativo e di accoglienza, ed è pronta appunto a configurare quelli che sono i prodotti camere piuttosto che i prodotti esperienza. Concludo dicendo, questa mattina Edison Mariva parlava di cosa possiamo fare per essere efficaci e efficienti, cosa possiamo offrire. Beh, Regione Veneto ha offerto alle destinazioni quest'app. Si può fare di più, però abbiamo bisogno della collaborazione delle destinazioni. Sono loro che implementano i contenuti di quest'app, sono loro che danno forza a questa